stare qui da solo ai suoi problemi, e fortunatamente non lo sono più, perché ci hanno raggiunto, e diamo il benvenuto a Mary Fontanella e a Miki Formisano per essere con noi. Parleremo con loro di Human Pride. Benvenuti. Grazie Francesco. Grazie per l'invito e buongiorno. Allora, la seconda edizione sabato ha attraversato le vie del Borgo e della città vecchia. Diritti umani, diritti civili, sostegno a Gaza, che poi in realtà rientra tra i diritti umani da sostenere. Ve lo dicevo prima, a volte ho la sensazione che ci siano tante cose nella vostra manifestazione, nel vostro... Mi piace, si stanno guardando ora per dire chi risponde, io, tu, ci mettono una cosa fighissima. No, è davvero, quindi a volte ho la sensazione che sia tanto, ma c'è davvero tanto per cui lottare. Allora, la sensazione è giusta ed è esatta. Il discorso, Francesco, però qual è? È che a un certo punto noi, da quando abbiamo pensato insieme di creare questo collettivo, l'abbiamo fatto perché ci siamo resi conto che non tutti i diritti potessero viaggiare separati. Unendosi sarebbe stato più facile per tutti quanti portare avanti le nostre istanze. Non c'è il rischio che qualcuno si perda, che non lo capisca? Ce lo dico proprio come se fossi quello della strada. Allora, il rischio c'è, okay, però secondo me è nella comunicazione giornaliera che noi facciamo. Allora, diamogli una mano a provare a capire quali sono questi diritti concatenati sui quali Human Pride in qualche modo si batte. Allora, i diritti sono intersezionali, quindi i diritti riguardano assolutamente tutte le persone. Cioè, ci sono persone che si sentono fuori da questi diritti solo perché non hanno un orientamento sessuale, omosessuale o bisessuale, o identità di genere, non sono persone disabili. Anche il lavoro è un diritto, l'ambiente, la salute. Quindi noi abbiamo unito tutte le tematiche legate ai diritti e portando insieme le istanze, quindi nessuno è escluso e nessuno deve sentirsi escluso, e soprattutto nessuno deve pensare che i diritti riguardano gli altri, che i diritti acquisiti non si possono perdere, perché i diritti acquisiti non sono una garanzia, bisogna mantenerli, e questo è uno dei nostri obiettivi, sensibilizzare la gente. Da questo punto volevi aggiungere qualcosa, Veri? Come abbiamo ricordato durante il corteo di sabato, un legante è quello anche della sicurezza, del sentirsi protette. Io cercherò di usare il femminile sovraesteso quanto più possibile, e infatti il Pride, come luogo in cui si riempie insomma di corpi, di anime, di teste, è uno dei pochi posti nei quali tutte le partecipanti possono sentirsi al sicuro e quindi protette contro ogni forma di discriminazione o di violenza o di sopruso sul proprio corpo. E questa paradossalmente questo è il collante che tiene tutte insomma queste minoranze inascoltate insieme. Quanto avete percepito, diciamo, in questo anno che è passato tra la prima e la seconda edizione, il sostegno della gente, o quantomeno quello che è aumentata? Io ho visto le foto, cioè ho partecipato a un piccolo tratto, devo dire la verità, perché dovevo fare le pagine della Gazzetta e quindi scrivere anche di voi, però devo dire la verità, ho visto una realtà particolarmente trasversale, famiglie, adulti, giovani. Avete visto crescere questo, tra virgolette, seguito allo Human Pride? Allora, abbiamo visto una grande crescita a Human Pride, una grandissima adesione, però contestualmente dobbiamo dire che è cresciuto anche l'odio e l'intolleranza. Purtroppo è un clima d'odio che si espande sempre più, diciamo, e lo vediamo tutti i giorni attraverso le cronache, donne transgender aggredite sotto gli occhi di tutti in una città centralissima di Roma, una ragazza di 14 anni che viene uccisa, stamattina leggevo al telegiornale un ragazzo accoltellato, quindi manca proprio la mancanza dell'educazione e il rispetto dell'altro, il rispetto dell'altra. Quindi c'è un clima d'odio che parte dall'alto e man mano si diffonde. Noi abbiamo avuto degli insulti sui social che l'anno scorso non avevamo ricevuto. Abbiamo avuto tantissimo amore, tantissimo sostegno, ma anche tantissimo odio. È un odio così stupido. Scusate, ve lo chiedo così brutalmente. Avete denunciati?
io li denuncerei, perché questi sono quelli che, diciamo, sono geniali e grandissimi a scrivere sui social. Poi quando li chiami, magari anche solo intervisti telefonicamente o che ne so, li vai a trovare, cioè, sono una massa di cagasotti, e questo lo dico proprio brutalmente così. Io ve la lancio così. Denunciateli, cioè, se c'è l'odio è in qualche modo una forma di responsabilità, e uno si deve assumere la paternità, la responsabilità, la maternità delle stupidaggini anche che scrive. Ma talvolta. infatti io mi associo a questo per dire che stiamo cercando di capire come procedere per vie legali. Tuttavia abbiamo volutamente, ci siamo riuniti e abbiamo cercato un attimo di capire come fare. Abbiamo deciso per il momento di mantenere questi commenti sul pagina, post, sulla ok. pagina, Poi vediamo. sul post assolutamente. E comunque stiamo cercando di capire con legali a noi, insomma, amici. Ragazzi, 3 mesi di tempo, questo ve lo dico prima, diciamo così, ci si regola sui tempi. Detto questo, vi fermo un attimo. Human Pride è una seconda edizione dedicato a Gaza, e proprio di questo parleremo tra un po', perché esiste un ponte legato ai diritti tra Taranto e la Palestina. Sono le 8:43, per noi c'è... Grazie e bentrovati. Grazie. Ritrovati. Allora, stavamo parlando di odio, stiamo parlando insomma del tanto amore, del tanto sostegno ricevuto, della crescita di Human Pride, ma purtroppo anche tanto odio, ci dicevamo, soprattutto sui social. Sì, pensavo, mi viene in mente il libro di Cati Latorre, Odiare ti costa, e molte persone non sanno che l'odio online non è gratis, può avere anche delle conseguenze anche economiche e non solo. E quindi, come dicevamo, noi stiamo valutando questo. La cosa assurda che mi fa riflettere è che abbiamo segnalato tantissimi commenti davvero incredibilmente brutti, orrendi. E la risposta di Facebook che non rimuovevano quei commenti perché non li ritenevano offensivi, mentre un mio commento, che assolutamente era un commento comunicativo dove cercavo di spiegare le nostre ragioni in maniera È stato bloccato. educata, è stato bloccato. Quindi questo significa che insomma l'odio si sta allineando un po' anche sulle piattaforme online, anche da parte di chi gestisce queste piattaforme. Insomma, lo stiamo vedendo un attimo in maniera più grande tra Trump e Elon Musk, tutto quello che sta avvenendo, diciamo, adesso erano partite delle robe terribili sulla piattaforma, su X di Elon Musk, che poi ha rimosso da solo, tra l'altro se l'è rimossa sta roba, quindi insomma credo che davvero il linguaggio sia arrivato sui social in un punto di non ritorno che, diciamoci la verità, facciamolo costare sto linguaggio, assumiamoci la responsabilità delle parole che usiamo e delle persone a cui le indirizziamo. Samuele Bersani diceva: le mie parole sono sassi precisi, aguzzi, pronti da scagliare su facce vulnerabili e indifese. Quindi, come dire, pensiamoci. Tutta una questione di legittimazione, secondo me, nel momento in cui evidentemente parti della politica attiva in qualche modo inneggiano un certo tipo di odio, legittimano in qualche maniera il fatto che il cittadino possa sentirsi libero di insultare liberamente, senza credendo erroneamente, no? In maniera fallace, di non avere conseguenze. Chi vuole, perché tanto se lo fa lui o lo fa lei, lo posso fare io. Lo prendo come monito, lo prendo come esempio. Arriviamo a Gaza, una scelta legata a una comunione di umanità che lega i diritti umani anche e soprattutto al popolo palestinese. Sì, Francesco, come Human Pride, essendo un collettivo non violento e che esercita comunque la sua attività sulla lotta alle discriminazioni e alla violenza in modo, appunto, come diceva Miki prima, intersezionale, non potevamo comunque stare in silenzio su quello che sta succedendo, sul genocidio palestinese a Gaza, non potevamo in nessun modo essere in silenzio. Abbiamo deciso volutamente di associarci anche alla grande manifestazione congiunta a Roma e di dedicare questo spazio e soprattutto per un motivo: parlarne. Bisogna parlarne. Quello che traspare solamente dai social, quindi può essere accessibile solamente a chi usufruisce, quindi a una piccola parte di pubblico che usufruisce dei social. Dobbiamo parlare di Gaza e dobbiamo parlare della Palestina, ma soprattutto secondo me dobbiamo fare in modo che non ci si penta tra 20 anni pentendoci di quanto è accaduto. Dovremmo agire adesso.
Vai Miki. Sì, vorrei solo aggiungere questo, perché questo olocausto, perché dobbiamo dare i nomi giusti a quello che sta succedendo. Questo olocausto che sta succedendo a Gaza lo abbiamo vissuto pochissimi anni fa noi in Italia e non solo. E non dobbiamo essere così tranquilli, perché la storia si può ripetere. Quindi lottare per i diritti degli altri significa lottare per i propri diritti. Questo dobbiamo capire. Detto questo, volevo chiudere con uno sguardo al futuro. Avremo uno Human Pride 2026? Allora, ce lo auguriamo, ci auguriamo soprattutto che quante più persone possibili si avvicinino, e non solo al corteo estivo del mese del Pride, quindi insomma che solitamente avviene a giugno, ma che si avvicinino durante l'anno. Abbiamo cercato durante questo secondo anno di vita di portare come dire, avanti quanti più rapporti possibili con le varie realtà, però ci serve sostegno, seguiteci sui social. Ecco, per esempio, volevo chiudere proprio così, dateci un luogo anche insomma virtuale dove venire a cercarvi. Ok, vai. Ci sono le pagine social, Human Pride Taranto, ci trovate su IG e su Facebook, insomma è semplicissimo trovarci. Quanto mi piace Miki che è boomer come me su Facebook. È fantastico. Ma noi ci sono tanti boomer come me che ci Hai capito? No, ma lo so perché ci accomuna queste anche cose, perché Miki. tra le associazioni che hanno aderito a Human Pride c'è l'associazione Hauser, che è l'associazione che si occupa certo. di persone anziane. Hauser. Quindi noi abbiamo tutto e tutti devono essere inclusi, anche attraverso i Anche i social. boomer, diciamo, Anche come i noi. boomer. Bene. Grazie a Mary Fontanella, grazie a Miki Formisano di Human Pride per essere stati con noi. Grazie davvero. Grazie Francesco, Grazie a voi. tutte. E noi è il momento di chiudere i rapporti, diciamo, con sta trasmissione. Oggi è lunedì, comincia la settimana. Torniamo domani dalle 7 alle 9 e ci salutiamo con un po' di musica, Gis.